Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Ha prestato giuramento davanti al capo dello Stato Gianmarco Mazzi, veronese doc, classe 1960, dal 2022 deputato di Fratelli d'Italia e sottosegretario uscente alla cultura. È lui il nuovo ministro del turismo, chiamato alla successione della dimissionaria Daniela Santanchè nelle settimane più difficili per l'esecutivo Meloni, ancora tramortito per il verdetto referendario. Proprio la Premier ha voluto un suo fedelissimo, manager di successo nell'organizzazione di grandi eventi, 6 i festival di Sanremo all'attivo come direttore artistico e poi il legame con la società di gestione dell'Arena di Verona, di cui è stato amministratore delegato, rilanciandola come tempio della musica internazionale. Curriculum a parte, un nuovo ministro veneto, da cui la pioggia di congratulazioni, a partire da quelle del presidente Alberto Stefani. Buon lavoro a Mazzi, dice. Veneto come la prima regione turistica d'Italia. Di Veneto centrale nell'agenda politica del governo parla Raffaele Speranzon, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia. Alte le aspettative del comparto, tra cui la Federalberghi. Se da un lato il centrodestra veneto esulta, dall'altro sussulta con il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, anche lui veronese, che dalla Lega passa a Futuro Nazionale. Il suggello dell'ufficialità arriva via social con un post di Roberto Vannacci. Anche il Veneto è sempre più futurista, scrive il generale. Un addio che lo stesso Valdegamberi aveva più volte fatto intendere, l'ultima cantando a Ring poche settimane fa, un ritornello oggi profetico. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. Sarà quel che sarà. Vabbè, ma il riferimento è a lei o al referendum? Evviva, bravo! Sarà quel che sarà. Cosa? Se compriamo il gas e il petrolio in Russia sarà sicuramente meglio. Ah, quello.